L'obiettivo è proprio quello di incentivare quello che può essere la rottamazione di veicoli vetusti, soprattutto automobili, che arrivano fino a Euro 3 per l'acquisto di Euro 5, Euro 6. 1.000 euro a chi rottama la vecchia auto e passa ad un veicolo eco-friendly. Arrivano gli eco-incentivi da parte della Regione Veneto, che ha stanziato 2 milioni di euro per ridurre il numero di veicoli inquinanti in circolazione. Potranno richiedere il finanziamento tutti quelli che passano da un'auto Euro 3 ad una Euro 5 o 6. Il contributo regionale andrà a sommarsi a quelli già offerti dai concessionari. Sono circa 2 milioni di euro per 1.000 euro ad acquisto di automobile, quindi speriamo di poter dare una risposta con 2.000 nuovi veicoli che sicuramente inquineranno molto meno rispetto agli attuali. L'obiettivo dell'iniziativa è favorire la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, come le polveri sottili. Ma cosa dovrà fare il cittadino per ottenere l'aiuto economico? È sufficiente inviare la richiesta alla Regione, allegando tutti i documenti che attestano le procedure di rottamazione e conseguente acquisto del nuovo veicolo a basso impatto ambientale. Appena avrà definito l'acquisto e quindi immatricolato l'auto nuova e rottamato l'altra, potrà ricevere i 1.000 euro direttamente dalla Regione.